Governo, imprese, tra tensioni e tentativi di dialogo ci si avvicina alla deadline per l'approvazione della legge di bilancio e mai come in questi giorni sono evidenti le divergenze nel governo tra Lega e 5 Stelle su questioni cruciali e le ultime notizie sulla manovra generano un'alzata di scudi dal mondo produttivo. Secondo la CGIA di Mestre, l'approvazione dell'emendamento che prevede un'imposta sulle auto diesel e benzina mette a rischio 50.000 posti di lavoro solo nell'autoriparazione, facendo crollare il fatturato dei meccanici e delle trauto. Intanto, dopo la manifestazione Sì TAV contro la manovra a Torino, cui hanno partecipato 3.000 imprenditori che rappresentano il 65% del PIL nazionale, Salvini ha convocato per domenica al Viminale i leader delle 12 associazioni imprenditoriali, evidentemente per sedare malcontento delle imprese che da mesi manifestano forti preoccupazioni. Dobbiamo cercare di capire se queste scommesse che stiamo facendo, che stanno facendo, sono delle scommesse che saranno vincenti o meno, perché stanno stravolgendo, uscendo dagli schemi dell'approccio economico allo sviluppo. Se dovessero avere ragione loro, bisognerà riscrivere tutti i libri di economia del mondo. Se per caso non sarà così, dobbiamo preoccuparci seriamente. Il messaggio che diamo è assolutamente prudenza, perché rischiamo di farci veramente molto male.